Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Steam, i sali di Steam hanno colpito ancora. Siamo andati su Grid Autosport, ragazzi. Io sto proponendo un po' di giochi, vediamo quale può interessare e quale no. Per Natale mi hanno regalato anche The Crew, quindi scegliete voi insomma il gioco che volete, se anche tutti e due, non lo so. Proviamo sta cazzo di carriera, vediamo. 10 eventi. Legend Series, stagione 20, come? Ah, ok, prossimo evento. KB, Sugar, in inglese puro. Hockenheim, percorso Gran Premio. Oh, Hockenheim, sporologio, sto Gran Premio. Codemaster presenta Racing Studio Production. Questo è il cazzo. Vai. Prova. Mi senti? La radio è a posto. Guarda che figo, magari faccio gara domenica, gara 1 di 2, Ciolazzo. Ok. Sei in 12ª posizione, metticela tutta e cerca di tagliare il traguardo. Vediamo un po', non so neanche che livello di difficoltà c'è il cazzo. Vai. Basta che grafica. Bella. Come grafica Codemaster sembra mai difficile. Vai, vediamo se aspetta fra poco riusciamo a giocare un pochettino meglio. Noi stiamo ancora 12esimo. Direi che è positivo. Mi stanno dando via. Se vuoi affrontare nuovamente una parte difficile, premi il tasto flashback e seleziona il punto in cui puoi fare il ritorno. Ho capito vecchio, però che non spero sia solo una prova, perché si guarda, non sempre. Guarda che Hockenheim è il mio scritto favorito, proprio Formula 1, porca puttana. Non è andato. Guarda che sportellate ragazzi. Sto prendendo le bombe però. Come prende le bombe? L'ho rischiata qua, Da partono pezzi di carrozzeria ovunque, non sono solo io il pazzo però, Penalità, ma dai! Stai andando bene, ma cerca di recuperare posizioni nel secondo giro. Cosa è successo? Incidente mostruoso! Incidente mostruoso davanti, che sport! Incidente veramente comunque saldi di Steam perché c'è il livello di PC è questo cazzo, cioè almeno a modo però porca non stiamo partendo bene. Scusate un attimo flashback perché sono la prima gara, non devo far cagare. Quindi di solito non uso mai flashback per la prima gara, voglio un attimo capire il gioco, devo mai giocato neanche un istante. Io sono un po' nome piccolo. Devo cambiarlo anche. Almeno a poco, porca la mignotta. Non si comincia bene, Beppe, non si comincia bene. Perché non è che ho impostato la grafica, la difficoltà, con quella iniziale. Spero che non sia facile perché sennò veramente mi sparo. Neanche un po'. Dai, ce la possiamo fare adesso, rischiamola. Niente. Penalità, rischio anche il quarto posto. Quarto? Bello. Che gara della minchia, figlio.
Questo è solo un'anteprima di quello che ti aspetta. Ok. E ora stai per iniziare la tua carriera di pilota. Ma com'è? Il tuo obiettivo è partecipare a ognuno dei campionati grid multidisciplina per qualificarti per la serie Leggende Grid. Solo i migliori gareggiano in queste competizioni. Va bene. E solo un vero campione le può vincere. Va bene, porca. Per prima cosa, dovrai gareggiare per conquistare un posto di guida presso team prestigiosi ed esigenti. Va bene. Dovrai farti valere in campionati molto competitivi in 5 discipline diverse. Va bene, prostituta. Touring, ruote scoperte, resistenza, elaborazione e circuiti cittadini. Ok. Questa è la sfida finale del mondo dell'automobilismo. Va bene. Questo è Grid Autosport. Prima di cominciare la prima stagione, devi inserire i tuoi dettagli pilota. Allora, mettiamo in grande perché mi fa da cagare. Che solo io sono in grande. Ok. No, coglionazzo. Ok. 21:30, italiano, ciao. Nomi maschili abbiamo deciso. Bacotto, vai. Per progredire nelle varie discipline in vista dei campionati grid, devi conquistare punti esperienza. Le impostazioni di gioco determinano il ritmo con il quale guadagni punti esperienza. Puoi cambiare le quando vuoi. Difficoltà proprio difficile. Flashback. Mettiamo 1, dai, cambio automatico, trasmissione. Che cazzo è sta roba? Controllo trazione, sì. ABS, sì. Controllo stabilità, oh, no. No. Questo mi dà qualcosa. Territorio ideale, disabilitata, posizione telecamera. Addirittura solo interna. Proviamo. Distanza gara normale. Vai. Inizia la stagione. Premi. Iniziamento carriera cos'è? Ah, ok, questo va ben chiaro. Premi. Un cazzo. In ogni stagione puoi scegliere a quale disciplina vuoi partecipare. Fatti strada in tutte e 5 e riuscirai a sbloccare i prestigiosi campionati grid. Ok, fai la tua prima scelta. Tuning, dai. Le gare touring sono serrate e tese. Gli scontri sono frequenti ed è fondamentale eccellere nell'arte del sorpasso. Bene. I compagni di team che gareggiano con vetture identiche devono collaborare per migliorare la propria posizione nella classifica del campionato. Che figata! I weekend di gara sono solitamente suddivisi in più fasi disputate nella stessa località. L'ordine di partenza è invertito nella seconda fase. Va bene, puttanone. Questi sono i campionati disponibili. Una stagione lunga ti consente di partecipare a più gare, dandoti la possibilità di conquistare più punti esperienza in quella disciplina. Facciamo ecco le tue prime 2 offerte di team. Quando scegli un team, gareggerai per quella squadra per l'intera stagione. Piloti, cerca di conquistare l'obiettivo team per onorare il tuo contratto e ricevere offerte ancora migliori nella prossima stagione. Se raggiungi il bonus team, otterrai punti esperienza aggiuntivi e migliori offerte dai. Prima di accettare l'offerta di un team, informati sulla stagione che ti aspetta per assicurarti di fare la scelta giusta. Ok, allora, oddio. Obiettivo sponsor, batti Gabriel Moro in una gara. Voglio seguire in un evento gara. Compagno di team Diego Gomez. Ok. Beh. Ok. Sembra interessante vederlo così. Sembra veramente interessante vederlo così. Prossimo evento, Turning, cazzi. Turning Cars. Madonna, figa inglese come indiano. 3 km. Ok, salta. Quello che ho paura che non ci sia le condizioni. C'è grande fermento intorno a questo tipo. Tu pensa solo a batterlo. Qualifiche. Team prove libere. Competenza bassa. Regole evento. Cazzo. Sembra interessante. Obiettivi team, avevo capito.
Posizione di difficoltà possiamo cambiare, quindi se vediamo che è difficile rifacciamo. Configurazione a sboccio. Qualifiche. Vai, devo qualificarci bene. C'è un punto bonus per chi si qualifica in prima posizione. No, ciao, voglio la pole, la voglio. Cazzo, però non è... però senza la traiettoria ideale è dura, va bene. Solo dall'interno, fiori. Difficoltà difficile, sarà durissima, però che se ne frega, vediamo. Facciamo sto primo video e poi valutiamo. No, vederlo così sembra bello, praticamente è una bestia di gioco, fin qua. Sì. Me la vorrei il punto bonus, però se dovesse prendere la pole alla prima gara. Sto vedendo abbastanza di merda, non conosco il tracciato, perché io sono un coglione, devo fare le prove libere. Ho 3 giri per fare un buon giro. Il tuo tempo nel secondo settore è lento rispetto a quello del capo classifica. 7, non so. Spero no su 7. Sta frenando troppo, non conosco la pista. Eccola là. Aspetta, fiorino, scusami. Solo uno tanto. Dopo devo fare le prove libere, magari non le registro ma devo fare le prove libere perché sennò è impossibile. Il tuo tempo nel terzo settore è lento rispetto a quello del capo classifica. Ho capito. Dobbiamo finire almeno ultimi, cazzo. Giro completato, ottavi. Mamma mia, non è facilissimo, Spinge a fondo, spinge a cannone. Quinti. Assolutamente migliorare. Anche lo sponsor vuole assolutamente bei risultati. Ottavi, che sport, ho perso tutto. Bravo, così si fa. Dai il tutto per tutto. Ma cagare, guida Dio, no? Freno troppo. 16esimo, bene. Mi sembra positivo il 16esimo posto, bene, bene, bene. Sarà ultimo, fiore. Devi fare le prove libere. Forza, è l'ultimo giro, fai del tuo meglio. Bisogna fare le prove libere. Bisogna fare le prove libere. In gara speriamo con la bagarre magari di fare un po' di casino. Nel primo settore non faccio abbastanza bene, dopo che perdo a cannone. Vediamo solo abituarmi. Sapete che il comandone è un pro. Dai, spingi questo catorcio infernale, perché è un catorcio infernale. Decimo. Beh, non finiamo ultimi, cazzo.
dai. Almeno non finire ultimi. L'obiettivo è questo nella prima gara. Sì, ma perché dai che sbaglio? Non ho fatto errore da essere ultimo. Ammazza, se questo livello difficile lo devo passare assolutamente. Ok, vediamo come ci qualifichiamo. Bene, ultimi, evviva. 16esimi su 16esimi, immagino. Infatti che sono 2 secondi dall'ultimo, dal penultimo. Porca puttana. Vabbè, ho idea che bisognerà proseguire. Vabbè, la prima gara, scusate, pensavo di fosse un gioco più semplice, sinceramente. Messa a punto. Ciao, un cazzo. Aggiornamenti vettura. No. Vabbè, siamo ultimi, siamo partiti malissimo, 2 secondi al giro, è un disastro. Vai. Sei in 16ª posizione. Il tuo compagno di team è al 12º posto in griglia. Si ammazza tutti, fine. Qualifiche pessime per Veneziano, ma deve rimontare in gara, in questa prima gara della sua carriera. Compagno di team LB. Ho chiesto al tuo compagno di team di spingere per guadagnare una posizione. Spingi, spingi, così vai fuori, ti supero. Ok. Bisogno di punti in campionato. Come cazzo superare uno almeno. Devo finire ottavo in campionato, se ciao, solo così finisco ultimo secco. Non l'abbiamo superato. Stanno scappando via gli altri, oh. Non ci credo. L'ho preso in pieno. In pieno l'ho preso. Mamma come siamo indietro. Almeno qua posso tagliare la strada quanto cazzo voglio. Questa è l'unica soddisfazione proprio. Marco, 2 giri alla fine. Marco, giù il coglione, dai. Il tuo compagno è in fondo al gruppo e hai 5 secondi di distacco da loro. Ok, quindi è ultimo. Hai 1 secondo di vantaggio sul tuo rivale per l'evento. Vabbè, almeno quello, dai. Nessun danno da riportare. Sei in 14ª posizione. La vettura che ti precede ha un vantaggio di 5 secondi e nell'ultimo settore hai guadagnato 1 secondo. Ancora 2 giri. Che figata per la strada della radio, questo mi piace, bravi. Lasciamo penultimo, terzultimo. Oddio. Vabbè, la prima gara. Oddio, no. No, cazzo. Il tuo compagno è in fondo al gruppo e hai 5 secondi di distacco da loro. Nessun danno da riportare. C'è il tuo rivale per l'evento davanti a te. Ah, proprio lui, benissimo. Cioè, Fiori, ma che disastro. Abbassiamo la difficoltà la prossima gara, Fiori. Direi di abbassarla perché non sono Ultimo giro, è il momento del tutto per tutto. Provaci, cazzo. Che disastro.
mettere di pressione al mio avversario, è l'unico modo per sapere ma che pressione li mettiamo, sbagliamo noi, a cagare. Come ho fatto a colpirlo prima, la coglionata della vita. Il tuo compagno è in fondo al gruppo e hai 5 secondi di distacco da loro. Sei in 15ª posizione. La vettura che ti precede ha un vantaggio di 2 secondi. Giro finale, cerca di conquistare almeno una posizione. Mamma che figura del merda. Prossima gara a filo livello un attimo più basso perché ho preso veramente le bombe. Non pensavo così difficile, però mi sono una pippa. Ok, bella gara, bella, bravo. Ti è piaciuto? Quindi c'è total disastro. Cerca di superare il tuo compagno di team nella classifica pilota. Al momento ti precede. Ok, un punto. Classifica team, siamo 7. Gara 2 di 2. Ragazzi, siamo secondi in questa. Io mi sono dimenticato di cambiare però il livello di difficoltà, bene. Mi fa molto piacere. Ragazzi, perché siamo arrivato penultimo, giusto si inverte la classifica. Stiamo già massacrando. Ma devo far bene, devo difendermi bene, però. Ancora davanti però proviamoci, cazzo, porca puttana, guarda che livello difficilissimo, guardate. Vai, buttatevi fuori, porca mignottora. Sportellate, qua gol del Cuba. Massacrano però. Guarda che roba, oh. Questo livello per adesso ci si mette duro, Sarà anche facile questo gioco, però che sport. Stai andando bene, ma cerca di recuperare posizioni nel secondo giro. Recuperare, ne ho persi 50. Niente danni meccanici, solo qualche botta. Hai circa 4 secondi di ritardo rispetto al tuo rivale per l'evento. Ok. Hai qualche ammaccatura, ma nessun danno meccanico. Quando hai spazio a sufficienza, esegui il sorpasso. Quando vedi lo spazio giusto, effettua il sorpasso. Il tuo rivale è al comando dell'evento. Sporo addirittura primo, ciao. Mi sorpassa chiunque, mi sporo. Buono ragazzi, nel prossimo abbasso anche la difficoltà perché ragazzi incredibile. Prendiamo sto gioco che magari riesco a fare qualcosa di meglio, spero un pezzo di Formula 1. Aia. Teniamo la nostra posizione, ne ho perso tipo 50. La posizione, diciamo il livello di difficoltà della prima gara, quella di prova, quella giusta. Terzo giro, non male, sei nel gruppo.
perso 1, 2, 3, 6, 7 posizioni. Della griglia. Aia. Ottenere a tutti i costi. Nessuno ha sbagliato, nessuno ha fatto un incidente. Eccola là, appena detto. Ciao. Attenzione, incidente in arrivo, ci potrebbero essere vetture ferme. Mamma mia. Nella posizione, non perderne 2. Chiudilo come ti prego. Vai a cagare. Vabbè. Non è stata una gran gara. Ottava, bene. Devo passare sulla prossima gara a basso livello perché sennò non si diverte. Con questo risultato la nostra situazione in classifica è peggiorata. Diamoci da fare. Se ne ha vinto. Siamo 14esimi con 9 punticini. Hansen e Spore già in fuga contro di me. Bene, molto positivo. Siamo ultimi. Bene. Non evento gara, solo questo fatto. Mamma mia, che gara del merda. Ci ho preso tanto in bonus difficoltà, ma sinceramente non me ne faccio niente dei bonus difficoltà. Sì, più prima non dovevo fare anche quella prima gara là, non lo so. Salta. Ok. Buono raga, se io sinceramente vorrei fare una serie di questo gioco. Al momento sei al 14° posto nella classifica piloti. Mi sembra veramente carino, mi sembra molto molto bene. Allora rivediamo gli obiettivi. Allora. No? No? Allora, sto avendo l'8° posto nel campionato piloti. E batti. Dovevo. Emil Blorklund devo battere. E sponsor invece. Gabriel Moreau in un evento. Ok, completa 7 incidenti. Ok. Va bene ragazzi. Saluto il comandante veneziano. Questo gioco mi piace. Ciao!